Non è bastato un Palamoncada gremito da un pubblico delle grandi occasioni che ha incitato per tutta la durata della gara i propri beniamini. La Fortitudo Agrigento perde anche gara 3 dei playoff di Serie A2 di basket contro la Vanoli Cremona, 91-97 il risultato finale dopo il tempo supplementare. I ragazzi di mister David Cagnardi sono stati in partita e per diverse volte in vantaggio, 9 i punti massimi di differenza, ma troppe sono state le imprecisioni sotto canestro, mentre gli ospiti sono stati molto attenti e precisi. Il tempo regolamentare si chiude su 84-84 dopo una vertiginosa rimonta della Fortitudo. Si va all'overtime e qui esce prepotente l'esperienza della Vanoli. Gli ospiti salgono in cattedra, i giocatori chiave non sbagliano un colpo e sanciscono la vittoria per 91-97. Chiara la superiorità della Vanoli che con la Fortitudo ha sempre vinto sia in casa che fuori, campionato e playoff. È stata comunque una stagione sopra le aspettative, una eccellente Fortitudo Agrigento. Il coach Davis Cagnardi si è detto orgoglioso dei suoi ragazzi, ringraziando tutto lo staff, la dirigenza e naturalmente i tifosi per l'entusiasmo mostrato nei confronti della squadra. Emozionato a fine partita anche il capitano Chiarastella, che dice di non essere triste per la sconfitta, ma orgoglioso di quello che ha saputo fare questa squadra. La Fortitudo Agrigento si congeda con un quarto di finale dei playoff, ma si dice già pronta per preparare sin da subito la nuova stagione 2023-2024. Ma intanto cominciamo col fare i complimenti alla Vanoli Cremona perché ha dimostrato di essere una squadra forte, ci ha battuto praticamente in tutte e 5 le partite, le 3 di playoff e le 2 di campionato, dimostrando una supremazia meritatamente alle semifinali. Gli auguriamo chiaramente il meglio per il proseguo del loro campionato. Detto questo, non è chiaramente il momento di analizzare la partita, è stata una partita che comunque ha dimostrato il carattere della nostra squadra, dei nostri giocatori, e mi soffermerei su quello. Abbiamo fatto una stagione dove tutti dicono che abbiamo superato le aspettative, siamo andati oltre i nostri limiti. Io credo che la cosa più importante sia questa. Sono molto orgoglioso di come i miei giocatori e il mio staff hanno affrontato questa lunga stagione. Abbiamo all'interno dell'anno avuto dei momenti di difficoltà, come è normale che sia. Il nostro campionato non è sempre stato lineare perché eravamo una squadra con dei limiti, limiti che avevano portato tutti ad accreditarci come una delle possibili squadre, diciamo così, che sarebbero potute retrocedere in questo campionato. Abbiamo fatto di tutto inizialmente con il lavoro e con l'emotività per costruire un gruppo e un'identità tecnica che ci permettesse di competere a livello di questo difficile campionato. Abbiamo preso fiducia dopo un inizio difficile perdendo le prime 2 partite e quindi praticamente dopo 2 mesi di lavoro eravamo ultimi in classifica a 0 punti, cioè il mese e mezzo di preparazione più i primi 15 giorni di campionato. Abbiamo vinto 2 trasferte di fila che poi si sono dimostrate anche decisive ai fini della salvezza contro 2 dirette concorrenti. Da lì abbiamo preso fiducia, abbiamo capito che giocando in un certo modo, atteggiandoci quotidianamente durante tutta la settimana in un certo modo, saremmo potuti essere competitivi. È un gruppo speciale. Può essere banale dirlo alla fine di un campionato, però è un gruppo speciale, è un gruppo che mi porterò nel cuore sempre, è un gruppo che mi ha lasciato dal punto di vista professionale tanto e tanti spunti, sicuramente gratificazioni, ma dal punto di vista umano mi ha lasciato ancora di più. Sono convinto che ho allenato ragazzi che avranno ancora tanto da dire, così come ho allenato giocatori che hanno suggellato una carriera importante. Ringrazio tutti loro, voglio ringraziare chiaramente la società che mi ha dato l'opportunità di guidare un gruppo del genere, ringrazio il mio staff, cosa che già ho fatto nelle settimane scorse, quindi non mi voglio dilungare, ringrazio il nostro pubblico,
perché come stavamo dicendo con i ragazzi nello spogliatoio e come ci stava dicendo il nostro capitano Chiarastella, questo è sicuramente un posto che trasmette tanto, ma per arrivare ad avere un pubblico che ci trasmette quello che ci ha trasmesso il nostro pubblico, la squadra ha bisogno prima di dimostrare. Non è scontato avere tanta gente in questo palazzo, non è scontato avere tanta gente che prova a spingerti, lo diventa nel momento che i giocatori in campo trasmettono emozioni, sudano, si buttano per terra, tengono alla maglia. Questo è tutto quello che è stato fatto dalla nostra squadra, dai miei ragazzi.